Buongiorno amici da casa, sono Temossi Giorgio e questo è il mio canale di pesca Surfcasting GBT Liguria. Sono appena tornato dall'ennesima battuta di pesca, purtroppo non è andata bene, ma mi fa prendere spunto un attimo per parlare con voi. Dopodiché, dopo questa intro inedita, partirà il video e capirete anche le mie motivazioni di questo video, che probabilmente vi sarà successo anche a voi quello che è successo a me stamattina. Detto questo, voglio parlare di un mio progetto, che ve ne avrei parlato sicuramente più avanti, quando il numero di iscritti e magari la conoscenza del canale era maggiore, ma ve ne parlo questa mattina, perché questa mattina diciamo che la mia pazienza è stata messa a dura prova e voglio parlare appunto della legge che si occupa della pesca sottoriva con reti e palamiti. È un mio desiderio, una volta che avrò studiato bene tutte le leggi in materia, che non penso saranno infinite, credo siano solamente definizioni di come si può pescare, come possono pescare i professionisti, i cosiddetti professionisti, perché di professionisti io vedo ben poco, di rispetto per il mare vedo ben poco, che si occupano di pesca a strascico e reti da posta e palamiti sottocosta in stagione non balneare. Un mio progetto sicuramente che voglio parlare con voi è far sì che si veda cosa c'è sotto riva e fare una specie di video documentario dove si faccia vedere realmente i danni che può fare una rete da posta, un tremaglio da posta, un palamito da posta sotto riva e i danni che può fare all'ecosistema marino. Quando gli unici imputati alla fine sembrano quasi pescatori da riva, chi pesca bolognese, chi pesca surfcasting, chi pesca a fondo, gli vengono fatte 1000 sanzioni, mille licenze sembra quasi, quando poi in realtà forse non è da puntare il dito contro chi pesca con le reti, con i palamiti, ma semplicemente metterci tutti insieme per vedere se si possono cambiare le cose. Credo che chi prende popolarità, magari una piccola popolarità su questi canali YouTube, possa utilizzarla per un bene comune, che spero di aver modo di iniziare, cioè metterci tutti insieme, studiare una cosa carina, come dire un piccolo documentario dove si fa vedere che la vita parte dagli 0 ai 20 metri sott'acqua, vicino riva e non distante. I piccoli, gli avanotti, le piccole forme di vita sono tutte in questi metri, e se ci si viene a mettere delle reti, dei palamiti da posta, sicuramente non si aiuta lo sviluppo dei pesci. E non so altro che dire, cioè chi mi segue ed è un pescatore sa bene di cosa sto parlando. Quindi questo video vuole essere un'anticipazione di quello che io andrò a fare magari nei prossimi mesi, cioè una piccola ricerca, mettere insieme documenti, video della vita sotto costa, per poi proporre dei piccoli cambiamenti a livello magari di legge, magari proporre qualcosa. Qualsiasi cosa è meglio che non far nulla, a mio parere. Quindi magari più avanti rivedrete questa faccia, queste richieste, per metterci magari tutti insieme con delle firme, con dei video, mettere un insieme di video dove tutti i pescatori in giro per l'Italia, Palermo, io ho amici ovunque ormai con questi sistemi di comunicazione, ci mettiamo tutti insieme e diciamo basta a reti da posta a 5-10 metri di distanza da riva, basta a queste cose. Detto questo amici, io vi lascio a questo video che può essere solamente, non lo so, un bel paesaggio, una bellissima possibile pescata rovinata da un ennesimo, tra virgolette, professionista che ha pensato bene di metterci le reti davanti alle canne a 50, 100 metri da riva, 20 metri da riva, non si sa, perché questa persona ha pensato bene neanche di mettere dei segnalatori all'estremità di queste reti. Quindi ragazzi, il mio grandissimo
progetto, chiamiamolo così, è questo. Non so quanto tempo ci metterò, sicuramente chiederò aiuto a voi e chi vorrà rendersi d'aiuto. Quindi buona visione e alla prossima, ragazzi. Quest'oggi buongiorno parte così, con questa luna ancora sopra le nostre canne. Oggi in compagnia col mio amico Andrea a Cavi di Lavagna. Nuova avventura, nuovo posto e vediamo cosa esce fuori, amici. Buongiorno a tutti. Questa mattina partiamo due montature uguali per quanto riguarda le mie canne, ma con due terminali diversi. Una sottile, terminale lungo 0,20 flotterato con la coreana, e una seconda più distante 0,22 fluorocarbon, sempre non flotterato, tutte e due ad amo singolo, niente travi, niente di niente, proviamo tutto scorrevole con terminali super lunghi. Vediamo un po' se questa tecnica dà i suoi frutti, e poi appena uscirà il sole tutte e due scorrevoli, terminale singolo americano sulla lunga distanza. Non puoi tirarci su. Attenzione, tocche sul bibi. Attenzione, 6:30, prima oretta di pesca andata, solo una tocca sul bibi, sulle canne di Andrea. Adesso il sole sta timidamente uscendo, mi sono spostato leggermente più in mezzo per vedere un attimo se la situazione cambia. Sempre americano sulla lunga distanza, coreana singola flotterato su un terminale lunghissimo 0,20, sempre fluorocarbon anche lui, appena lanciato. Vediamo un po' se la situazione cambia. Attenzione, quasi le 7 passate, arriva la prima mormorina, adesso la slamiamo e le rendiamo la libertà. Inizia a far giorno, abbandoniamo il nostro coreano col flotterato e ci dedichiamo completamente con due canne adesso sulla lunga distanza americana 0,22 fluorocarbon, e vediamo un po' se la mormorina che abbiamo rilasciato è in buona compagnia. Questa mattina montatura classicissima scorrevole, girella porta a piombo, una serie di perline e tubetti da fare ammortizzatore alla nostra girellina, moscattone, e terminale lunghissimo 0,22 fluorocarbon americano, e si riparte. Quest'oggi situazione di acqua completamente cristallina, mare calmo, e noi siamo qua a Cavi di Lavagna
uno spot sicuramente conosciuto un po' in tutta Italia, anche perché campo gara di diverse competizioni di surfcasting, una spiaggia molto lunga, separata da diversi pennelli, completamente in sabbia, qualche sprazzo di ghiaia, ma direi al 90% sabbiosa, molto ampia, praticamente stesso fondale su tutto il litorale. Partiamo da 1,5 metri di partenza fino ad arrivare a un 4,5 metri, 5, 6, diciamo che è progressivo il fondale, quindi abbastanza interessante per tutte le tipologie di pesca che si vogliono fare. Attenzione, 8 meno un quarto, esce fuori il sole. Purtroppo, amici da casa, alle ore 8 iniziamo a capire vagamente perché questa pace completa, chiamiamola così, questa mattina. Una bella rete lunga chissà quanto, proprio a 100 metri di distanza davanti alle nostre canne. Adesso potete ben vedere a distanza da riva le nostre canne e questo gentile pescatore professionista, chiamiamolo così, a tirare su il suo bel tremaglio di non si sa quante centinaia di metri. E continuiamo così, amici, il terzo mondo è vicino. Adesso vorrei fare un sondaggio da tutti voi a casa se questa situazione è normale. Reti, tremagli, che per chi non fosse ligure sono reti quelle da olive. Questa è la distanza, non c'è un'altra segnalazione, quindi non so dove finirà questa rete. La situazione è questa: noi abbiamo perso esattamente, oltre le ore di sonno, 3 ore di pesca con delle reti davanti. Mare perfetto, situazione perfetta, ora perfetta, 3 tipi di esche diverse, 4 canne in pesca, e questo gentile signore si è appena fatto tutto il litorale davanti a noi e proseguirà. Quindi questo è il video di oggi. Quindi, amici, abbiamo visto il motivo per il quale il video è stato interrotto e dell'intro di questo video. Che dire, il mio grande desiderio è di poter fare questo insieme di documentario e proposta non per far smettere di lavorare chi viene definito professionista, ma semplicemente per modificare le leggi, facendo vedere che cosa si va a rovinare. Chiunque voglia mettersi con me, io sono a disposizione e mi fa un gran piacere. E spero di riuscirci. Adesso mi darò il tempo che serve per studiare bene e tutte le leggi che si andranno a toccare, e per studiare bene questo mio grandissimo desiderio e progetto. Io vi saluto e vi aspetto nelle prossime avventure, ragazzi.